L'arte di arrangiarsi, quella dei disperati, a volte prende il sopravvento sull'onestà. È proprio il caso di questa farsa, ambientata nei quartieri di Napoli degli anni 50. Una grande matassa che sarà sciolta da un finto cieco in difficoltà, a metà strada tra frode e necessità, che astutamente si convertirà in finto miracolato. Sì, perché si sa, i renar fanno mania visti scecata. Palloncini, abbuffata per sbuffata. Ha ragione che non posso salire qua, perché sta frate me l'ha detto. Quando volta te l'ha gerita, che non voglio parlare più con te, hai capito? E allora fai finta che non ci sono. Chi se paesero sola, chi se paesero mare. Avete visto che bella voce, presente fino a Sant'Aniele. Ma pigliate pure prosciutto. Chi se paese da tutte parole, so dolce e so amare. Tua madre? Disgrazia! Morte e fame, povero! Che se pure so parole d'amore, vero? Buongiorno. Buongiorno. Magari avete hanno comizio. Ma quale comizio? Si capisce mai niente. Questo è un cartello chiarificatore per i ladri. Io la pizzicoppo troppo piccolo mio, capito? Sì, mi piace sta. Ti piace? Leggi. E che ci sta scritto? Già, tu non sai leggere, già. E che ci sta scritto? Gentili ladri, non porto denaro né oggetti di valore,
Non tengo manco l'occhio per ciagnere. No, ma anche rientra per ridere. Già. Non perdete tempo, cercate altrove. Ah, che sei buono, sai, mi è E piaciuto. ti è piaciuto? E Sì, guarda sì. che c'è scritto tu, oh. Mi fate prendere solo una spermenata di paura e non ne ricavate niente. Hai capito? E come posso fare? Sono 2 o 3 giorni a questa parte che mi chiappano senza sordo poi. E mi abboffano i mazzati. Ma posso mai fare che? Stanno tutti i giorni a casa tutti sciopati. Non mi si può ne portarsi per mancanza di volontà. Io non ne tengo. Io non tengo niente che non capo con me bosco. Guarda come sono bello. Quando è bella, Io mi spengo il cuore, no? Sì, ci Bravo. credo. E scusate, tu, ma guardate che mi hanno con questa camicia quella e con queste piezze e cravatte. Che è normale che voi vi pigliano per un signore. E non capisci niente. No. Questa camicia, Sì, 15.000 lire. 15. In un negozio stesso, sì. È roba rubata, è roba cosa. Ha visto questa cravatta? che sta cravatta. 5.000 lire. Cinque. bravo. È roba rubata, è roba di... Poi, Uè. ha visto la cintura? È di coccodrillo. Ovvero coccodrillo. Ovvero coccodrillo. Ovvero coccodrillo. Ah, io vedo c'è un grillo capo. Scusate, ma io non ho capito, sta cintura la può solo pupetti, non la posso aprire. No, ma tu li hai toccato coccodrillo. Tocca coccodrillo. Amico morto, No, coccodrillo. tocca coccodrillo. Se mi sa paura. Ma così, Tommasi, così. Voi l'alimentate i maniuola. Ma non ne mai! E mica sono chi che mi va a rubare, ne sono lato! Aspettate, non ci capite. Voi siete dotatore lavoro di mariuola. Bravo, io sapevo che lei era intelligente, tu no, Nica. E femmina, Tommasi, sempre più intelligente. Bravo. E che sai da fare? E che le poi, come si dice, è come se uno poi sta così distratto e si fa pigliare poco all'emozione e quindi va girando. E quindi cosa fa? Vabbè, ma ci capite, non lo pagate contributo, ci capite? Ma così mi sposti i pensieri, figlio mio. Vabbè. E voglio da così mi sfuna la cassetta. Andiamo piano. Vai. Fammi piacere, facciamo a frate che me ne c'hai a casa facendo tardi. Ma sì, ma voi venite tra sitiate voi, mi siete i cazzi. È un uomo è un uomo truculento. Nanni, ma Zarella stanza riusa e tu stai impaccioso. Già, vi state appiccicando, Cose nostre. Già, continuate a appiccicarvi, grazie di Dio. Io vado a fare i fatti miei, non c'è no. Basta l'autista vostra, ma permesso. Buongiorno, Titi, buongiorno. Allora, che sta venendo a posto, sta venendo canale, per favore, vogliamo imparare a stare la prima casa. No, mo ti faccio sempre. No, per favore, ma che vai trovando a me? Che ti cerco scuse, che ti chiedo perdono. E va bene, amore mio, io mi metto anche in ginocchio e ti chiedo mezzamente scusa. Ah, quanto è bello. Nonno padre, sono io che vi chiedo la soluzione. Gina! Ma che è che esci da messa? E nessuno mi risponde, Luna rossa, chi mi sarà sincera? Ma tu che mi sorridi verde luna! Ma ti devo d'accordo, è verde e rosso sta facendo in luna. Uè, ti pagare su la margherita, E non mi chiamate che mi chiesti più! Mi siete appiccicato una volta e io sapevo. Per gelosia, Riccardo. Donna Carmela, ma quale gelosia, mannaggia marito. Io oramai sono un tuo marito. O marito? Sì. Ma qua marito, inzorrati al municipio. Che appari tu a mia cognata, finché non avrai la benedizione di Dio. Non tu manco con urita. Questo fu il giuramento che io feci alla mamma prima di morire. E mo io vi m'accastrito. Donna Carmela, però lui prima ogni tanto ci faceva, me. Che cosa? E che la bella camminata a pere tutte e due. Prima, quando non eravate inzurati, quando uno piglia e dici sono come marito. Uè, ma tu sai un marito che ha da fare? Guarda fa. Prima di tutto a destra uomo. Come a me, guardate qua, pure i pilo vicino al posto, guarda. Ma perché sei uomo tu? Sì, è pilo, guarda. O marito sa da fare rispettare. Sta chiamando marito vostro. Ora Urienza fallo aspettare. O marito è quello che porta i soldi a casa. O marito è quello che protegge la moglie. O marito sapete chi è? È quello che rompe la salsiccia la mattina a sera. Sto finendo. Palloncini,
ha buffato per sbuffare. Melone, che paura! L'avevo paura c'è sto di qua, vieni qua. Prendi il braccio! Ma me che mai sta forza di pigliare un Animale, braccio? animale! Entra su una zoccola sotto l'olietto! Su che cosa è? Su. Maronna! Ma che come stiamo bene? Siamo tutti e due a denunciare con terzi, ma che lasci da questo? Ma che è venuta a messa sul sogno tu giro? No! Entra su una zoccola sotto l'olietto mio! E che fa bellellami? A così facciamo una zoccola sotto e una zucchura Ma niente paura, c'è stato che sono venuto a fare? A me mi chiamano modestamente il domatore del zoccolo. È un nome che ho avuto sul campo. Ha già guadagnato come stile, col sacrificio. E ha già avuto a che fa tanti anni che ognuno mi... Non mi messo, vado, ammazza e torna. Scendi da coppa ai piedistalli, andiamo. Oh, Carmen, a me senza offesa. Non mi fa paura, mancano qua nei presi. Ma quello sai che cos'è, bellillumi? È che la zoccola è un animale indomestico. E sono un pazziello peluche. Anzi da cantare Superman, è venuto Superman. Ah, ci capite? Chi sei da figlia con mare? L'hanno ascoltata ieri sera quando è venuta qua? E bava puppe, bivette un bicchiere d'acqua, dai. L'acqua già bene, L'acqua. Io me ne gente a sta casa! Me ne gente a sta miseria! Io ma già ne traffa vita! Ma già ne traffa vita! Ma tu ne sei tu a tuo modo provvisorio, no? Palloncini! Oh, anzi, e tu ci hai buffato con questi palloncini. Ma Carmen, se mi sono scucciato, io ci pigliato una risoluzione, io facciamo una rinda malavita. Vieni qua, perché tu? Che sta? E scemo, tu e pigli mi dà malavita, va! Palloncini, è divertimento per creatura. Ma cosa sta facendo tardi? Me ne c'hai... Oh, tu, ma però che bello orologio che ti... Ti piace? Bellissimo. E all'ultima moda, tecnologico. Sì. Ma è roba rubata, è roba di ladri. Ci stanno come i ladri. Ladri assai, proprio a quantità industriali in questo quartiere. Stiamo vicini ai ladri. Hai ragione, questo quartiere è diventato una latrineria. Bravo. Gennaro, esci, che qua c'è un bel signore che ti aspetta. Chi è? Cosa sto guardando? Io sto stillando, non mi fa care niente. Cacca non ci sta nessuno. Come ci sta nessuno? Che ti c'è stato un bello signore che avevamo pensato che ci qualcuno veramente. Ma ce n'hai solo nessuno. Dopo che c'è se qualcuno estraneo, capito? Tu sei da famiglia. Ambo. E poi mia moglie ti c'è stato un bello. Che sei giù? Non avevo voglia di scontrare chi sei. Indossate stilette, chiamo Cegna. Indossate stilette, la pigliate per una giacchetta lì. Fino a Santo Lucino posso venire perché mi ho portato troppo fuori strada. Al massimo mi possono un passaggio fino a San Ferdinando. Andiamoci. Allora, vieni qua. Naturale. A Maronna ti accompagna, Gesù Cristo che ti aiuta ogni passo e fa una caruta. Se che se perché mi accompagna la roba? E nemmeno come ha preso lui. Ma tu una caruta ogni tanto la pigliamo, perché sennò la gente dice ma allora questo non è cicata. Già. E soprattutto mi raccomando, passa sempre quando il semaforo per i pedoni è rosso. Voglio questa è una iana. Sì. È una iana. Si da ianare tu, capito? Ma questo è già fuori sotto cocco paghi, ma che stai dicendo? Ma tu, così passa con verde, e le dici, ma allora questo ci vede. Invece le macchine da lontano, vedono che tu tieni un bastone, vedono che è lenta e si ferma. Sei un cavicchione. E soprattutto, non tu per fermare in mezzo a vita. Se basta questa cosa, 80 anni scusate, dici, se basta questa cosa, ogni giorno. Ma come potete dormire? Tu faccelo, in doppio effetto. Tu papà, secondo te in doppio effetto? Sì. No, sì, dicevano, se non ci vuoi, mi facciamo tardi e portiamo un po'. Capito? Tu ma tu mi aggredi, ma io non ho mai tenuto un vizio. Ma? Un dai novizi fumare, un dai novizi io qua, un dai novizi vedi. Ma vizi e femmina sempre tenuta. Birichina. Qualche volta che sto faccio con il microfono. Che non capisci niente, che non capisci. Ma se quando passi nei film, no? E non è doppio, sai che lo comprisci?
Ma come, chi stai scicando non mando un po'? ragione. E allora chi stai c'era? Capito no? Quella è una tecnica del mestiere, capito no? Professionista. E come mai il vecchio non induppa mai? E perché che non si mandano una lettura per scommesse? Se non che non hanno finito. Ma tu si vede lì, Donna Carmen? Uè, ti trasso. No, donna Carmen, non voglio trassi perché tengo in mano un posto, stava lavando pesce. Ma è così papà, no, ma per casa? La potessi non stare a stanfella? Ma perché sono mettere a fuoco? Chi mi sta scassando la carrozzola non può farci un paralisi? Quando si scassi di ferro, l'uomo stiera me come mi era fastidio. Ma tu vedi che guai, non è la stampella. Usa il marito quando stai buono che cosa. È buono, quando stiamo buoni che coscia. Perché dovete sapere che la mia prima attività è stata proprio il suo. Tu mo, ma tu me la credi? A fuori che me la come era arrugnata così, non è tenere i gran brindi e puppacci e tu e io. Quando ma non è cosa, mi mettete a voce, hai capito? Che le mi pare una pazziella, tu mo. Ma per forza, ci sono dei cosce buone. Perché sai ragione. Ma siete le bocca, guarda come guarda come tu ciccio mutilato, chi senza altra tenda. E chi lo manda a me? Ma che state dicendo? Ma voi che state dicendo? Chi l'ha mutilato veramente lo servono a Io dico sempre, mezzo annoso, vedi chi è stato più intelligente? Don Umberto Scemo. Chi ne si è messo a fuoco, riducite di Napoli e non ha bisogno di attrezzi. Ognuno che passa sapete che fa? Oppa a me! Titi, mi faccio ricordare, ah, teneva a stampella. Ma hai detto sapunare però. Si capisce da sta visto? Oh, ma stiamo facendo carè! E per me si fa trattino. Già si è trasuto, Pascalino. Poi spannita la voce, ci stanno uno sbirro maschio e due sbirreste femmine camuffate, per me stanno in due quartieri a fare due accertamenti. Ma tu sei sicuro, voglio? Allora perché sono giornalista? Perché mi chiamano Pascala Vedetta? Io fa vista e faccio sospetto, tengo nasa. Chi le sente la puzza? Va, con Vincenzo spregiuro, chi le sa vesta? A Monica va facendo questo, ma va, avviso. Oh Matino, Roma! Ma curra! Ma chi lo sta là? Frave Ma chi lo fa sta veramente qui? Ridemi, ah. Oggi ne hanno stato bastone gli amici. Non hai capito? Non stato bastone gli amici. Ah già tu sto bastone. Diamoci. La maronna, diamoci. Non vai, curreno, che l'hai indazzato con bastone in mano. Vieni qua. Ma tu non hai capito niente. A chi stai? Tu la gente, ti la fa papà. Le la fa commuovere. Fammi vedere come fai, Ma metti poi. fammi vedere. E fasce fellate ma quando vi cuccia. Fammi vedere come fai. Tu ma fasce come all'attore mezzo e meglio c'è. Hai sentito? No. Hai detto che fa l'attore mio tu scegli. Però, L'attore mezzo e meglio c'è. Non capito l'attore mio tu scegli, ma a me che fa? Fammi vedere come fa. Fa. Fate la carità. Un povero cieco che non tiene manco il dolce picciano. Fate la carità. Aspetta, più commovente. E fate la carità. Per piacere, fate la carità. Troppo. Frisca l'anima e chi va a morte, è facile la carità. si voleva mi pianto. Si è pigliata la fontana in suo spilacchio. E ci pensa la roba, perché mo sta arrivando uno spirro con due sbresse. Donna Carmen, io non mi fide stai, ma va a fare spigli. Va. Non ci capito, è cattiveno. Uno spirro e due sbresse. Ma perché? Perché mi ha imparato onesta? Ma perché mi ha imparato onesta? Ma mo anche pure colpa dell'onestà tu. Uè, di margarinde e oggi non voglio mangiare! Non voglio mangiare! Ma li sto ristorando, sa. Maronna, mi sta cannata, ma gli va a trovare una chiaccina quando si appiccia con chi non muore. Maronna, donna Carmen! Mi stai cantando! Ehi, sta cannato, ma che tieni a te? Respira, donna Carmen! Maronna mia, spirra. Maronna, donna Carmen! Donna Carmen, stanno venendo! Guarda, stanno arrivando. Arrivano i nostri a cavallo di un canale! Buongiorno cara signora. Buongiorno, maresciallo. Prego, entrate. Non restate sulla soiola. La solito. Si potrà sudditagine pesca. Cara signora, veramente io non sono maresciallo, Non ho mai avuto il piacere di indossare la divisa,
parecchi mi pigliano per maresciallo, non lo so perché, ma non sono maresciallo, sono maresciallo io. Non è maresciallo. Non è Non sono maresciallo. maresciallo. Mettiti gli occhiali. E te l'ho detto. Tu che lento fai la faccia più bonaria. Ah, così. Allora non spaventa passere. Scusate, ma non vi volete assettare? No, sì, però... Ma certo che ci sediamo. Orazio, Elisa, accomodatevi. Accomodiamoci. Andrea, vieni qua, vieni Andrea. Non vuoi pazienza. Piano piano. Mi fanno male le ginocchia. Allora, cara signora, noi siamo assistenti sociali. Allora, scusate, brigadiere. Non sono brigadiere. No, perdonatemi, maresciallo. Non sono maresciallo, vi ho detto che siamo assistenti. Assistenti. Lascia parlare me. Signora, voi considerateci vostri amici. Amici che sono venuti a farvi una visita. E allora se per questo io mi devo mettere in cerimonia. Oh, E non c'è beh, bisogno, no, come no, vi devo offrire una tazzolella di caffè, un bicchierino di rosolio. Quello sì, un bicchierino lo accettiamo volentieri. Orazio, Elisa, lo accettiamo? L'accettiamo. E allora colonne, aspettate, che io vi porto un bel bicchierino di rosolio fatto in casa. La signora mi ha fatto pigliare grade, pure colonnello. Oh, questo fatto del bicchierino proprio non ve lo so perdonare. È vero, è da stamattina che beviamo caffè rosolio fatto in casa. Il mio stomachino non se la fa più. Non se la fa più. Ragazzi, e non mi insegnate il mestiere. Questi sono sacrifici professionali. Noi dobbiamo renderci simpatici, cordiali. Se quando ci offrono qualcosa e non la rifiutiamo, cosa possono pensare questi plebei? Che noi li schifiamo? Ma io li schifo. E che lo dice a me? In queste topaie, credimi, a volte ci ho trovato pulci, zecche, scarafaggi. Io mi sento prurito addosso. E non ti grattare, non ti grattare che fai venire il prurito anche a me. Ma perché ci siamo seduti? Perché? Altrimenti credono che abbiamo paura di sporcarci il nostro puletto aristocratico. C'è un po'. Siediti e mettiti gli occhiali. Questo fatto degli occhiali proprio non lo sopporto. Volete dire che io con gli occhiali faccio scema, non si mettere paura? No, ma quando, la verità è che questa gente, dopo anni e anni di emarginazione, è diventata, come dire, troppo diffidente. Così ma dove andate? No, signora, diffidenti e sospettosi. Secondo me oggi caiamo a furia bottigliata in faccia. Signora, ma che sono sti cose? E mi senti dire certe cose? Ci facciamo Parliamoci buono qua. Noi siamo gente onesta. E non ce la faccio più. Ma ci avete trasferito. Ma ci avete trasferito. Ma cosa dice questa ragazza? Amasca, Ma la signora si sa dove la famiglia, mandatela da me. perché che facete voi Andrea il ricottaro? Ma cosa avete capito? Noi la mettiamo sulla buona strada. La salviamo. La salviamo. Ma quale buona strada, quella mia cognata è una schiattima che tiene un cuore per stamattina. Ma secondo voi no? Se noi eravamo mala gente abitavamo qua. Ma noi a minimo tenevano una casa sopra Posillipo, con il mare sotto, una loggia, la piscinola, ma per piacere, con tutti i soli che scendevano. Ma voi lasciate stare. Vi ripeto, non sono maresciallo, siamo assistenti, Stiamo svolgendo un'indagine per verificare le squallide condizioni delle zone depresse. Siamo andati mattina sera, mezzo drogato, delinquente, prostituta, assassino, criminale, kamikaze. Niente di me, la verità ho frequentato proprio un bell'ambiente. Signora, ma che avete capito? Noi non siamo fruitori di queste cose, no. Noi indaghiamo sullo stato socio-psicologico, ma vecchiara? Ma non guarda fatto bellello, può fare da voi. Sì, signora! Noi indaghiamo sullo stato, cosa. Ah, maresciallo! Io capisco meglio i marocchini che ha chiesto. Ora ci stiamo occupando del triste fenomeno dell'accattonaggio. E che resta cosa? Chi là che fanno finta e chiedere la carità a Brugiano? Maro! Che schifo!
sentite a me, bevete un rosolio. No, noi siamo a sei. Siamo a sei. Se no beve lui. Io non so a sei. No. E allora lo bevo. Prendi. Bevete. Permettete. Bevete, il rosolio è fatto in casa, Se. Che ne so pulezza pure un bicchierino. Ma come pensate a fare? Qua non li usa nessuno i bicchieri. Che il marito Roma quando sono sfofo sus. So bevo direttamente a cina bottega. Ma che schifo è questa? Signor, eccoci al punto. Voi avete messo proprio il dito nella piaga. Vostro marito è dedito all'accattonaggio. Già dato questa parola. Che il marito Roma non si compra un paio di scarpe da 5 anni. Ma come ve lo devo spiegare? Come Come lo devo spiegare? Spiega parola. vostro marito che cosa fa? Ah, è caritatevole, cerca la carità. Ecco. Corrono certe voci che vostro marito è caritatevole. Finto. Finto. È vero. Bene. Fingete essere cieco. Ma se vero buono. Sì, se vero buono. Maronna mia. Ma che state facendo? Mi saccio su lì che passa con chi il marito Romi. Poi lavare, poi vestire, poi portare a fare i pini. Saccio su lì, che ci mette troppo rotalco sotto il cielo. Signor, non esagerate, certi accattoni, Caritatevoli. certi caritatevoli accattoni fanno finta di essere menomati e poi si farà i soldini. Ma mi dispiace per voi perché mio marito è un ceccato originale. Originale ceccato. Originale. Che cazzo? Corrono le voci. Sì, che vi posso dire? Sarà pure così, ma corrono certe voci. Sì, corrono certe voci, signora. Corrono le voci. E che dicono sti voci? Facetemi sentire. Con una voce, dice. Perché se no, a sti voci, io sapete che c'era cesso. Che sa da seccare a tutto quanto, maronna bella mia. Hanno avuto lo stesso solo che vero marito. Ma mezzogiorno e mezzanotte, tale qua. Signora, ma calmate. Ma che mangia calma? Ma che gli ha voluto qua? Ah, dice che marito me non è ciecato veramente. E allora, patate, a sti due e bi. Ci faccio la curia, ci fa venire una brutta malattia. Ma il d'amore, Allora, invece, Andreotto, A me. Santa Lucia, fammi uscire proprio. Già faccio schifo. Andiamo e diamo un'occhiata alla casa. Sì, verifichiamo le condizioni ambientali. Signora, possiamo fare un giro per l'appartamento? Signor, ma che appartamento? Allora non ci siamo chiariti. Questa casa era disabitata. La gente che stava prima sono io e noi ci impazziamo. Questo è. Ma qua vedo però che c'è un altro vano. Un divano, ma che vuole un divano? Ma possiamo vedere? Certo che potete vedere. Lì c'è la salimastra che scende vicino ai muri. Sì, vi accompagno io, andiamo, arriviamo a arrivare al mattino. Pascali, che è? Pascali, vieni qua. La già fanno ammassata. Vieni qua, aspetta un momento. Brigadier, iniziate ad entrare, io vengo a piezzo. Vengo subito, entrate. Andiamo. Che è successo? Sta tornando marito vostro. Tu che stai dicendo, il guarda già ma? E che ne sa, ci sta arrivando venuta sì. Ha pigliato da sì? E allora è successo qualcosa? Io non lo so, ma l'ha già fatta ammassata, vabbè, mo vedete voi. Pupetta! Pupè! Che me lo fa? Mi ruba di mangiare. Forza passa noi, tu non mangiare! Ah, sta venendo frate dal guarda già ma l'ha pigliato venuto a sì. Allora tenga 3 brigadier. Va, raggelo poco intrattiene, va! Abbiamo visto. L'ho visto! Ma che condizioni, signora? Ma io non credevo. No, ma non avete visto niente! Perché di qua abbiamo un'altra stanza e uno stagione a fianco come sapesse. Ma vi porto mia cognata! Va, portaci a futurare la casa, va! Vieni, così facciamo 2 chiacchiere, signorina. Ah, signor, quale signor? Mezza settimana, sei scusate, sul municipio. No! Dovete sapere che io mi dovevo sposare perché mio marito doveva avere un basta di lavoro e mi sono sposata a municipio. Poi mio marito, il posto è svanito E uguale è rimasta! La gente spiega c'è la batteria! La gente spiega c'è la batteria! La gente spiega Ma sospiro! Vedete questa porta? Vedete? Se ne sta cadendo frasco! Mi dispiace. Vedete? Vediamo. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi. che succede? Arme papà, io dopo tu, arme papà. Ah, non mi chiede
Dai che spira la parterina! A me! Calma, mi è successo, l'ho fatto a me, mi è successo, l'ho fatto a me. Ma che sti gianni? Ma t'hanno battuto, Che a me sto in pericolo di vita. Tu? Vieni dopo che ci ho fatto giallo lì da lui, vieni. Oh, giallo addirittura. Che a me tu mi hai credere. Io non so pazzo, non sto manco ubriaco. Ci visto il cinema cristiano. Sì, così. Annanzi a noi erano di persone. 2 gangsterri sicuramente. Uno che l'ha pigliata la pistola. Ci ha puntato la pistola in capo. Ha sparato. La pistola ha fatto patecchio. Si è inciampato l'arma. Non dovete stare andando. Non faccio affrontare. Qui è arrivato chi là, è arrivato un secondo. Ma no, è meglio che non ci pensi, meglio che non ci pensi. Un secondo accisa. Accisa. Chi l'era un macellare? Chi l'era pure la giacchetta ha cacciato un coltello con una lame 50 cm. Ha pigliato per i capelli. Zongda. Ha squartato un movicolo. O sangue a terra, poverone, da me. Madonna mia, nessuno ha visto niente. Nessuno ha strillato. Manca a farla apposta in quel momento. Non passava nessuno. Siamo soltanto Dio noi. Io e Luca. Indovina l'unico uomo che ha le mezze chiesta. Oca. Bravo, Oca. Chi te lo fai che Luca? Chi non mi pare un'unione scatenata? Ha detto che sono un cane sicuro a me. Allora faccio mi sento un pezzo. A così e mi sono stato zitto. Bravo. E tu sei stato furbo e intelligente. No. Bravo. Io mi sono stato zitto perché mi ci sale un po' canna, ci fate firma, ci fate. Vabbè, ma è passato tutto cosa, stai a casa, zitti, via. Ma tu non capisci niente. Tu non capisci niente. Chi a me non mi ha pensato proprio perché si crede che sono ciecato. Ma nel momento in cui vanno a sapere che io sono cieco, io sono morto. Perché io sono l'unico testimone. Ma tu ti muti, hai fatto qualche mossa? No, mi ha avuto una mossa di colpa a me. Sono rimasto con mano marmo così come una statua di preda. No, ma così da rimanere. No. Che mi ha già fatto nuove rosse. Che mi ha già fatto nuove rosse. Perché poi sono messi in funzione i nervi in automatico, non ci capite niente di più. Ha già cominciato a correre con mano pazzo, buco davanti. Ma pare che mi è neto, ricorda a me. Poi sono arrivato in mezzo alla piazza e ci ha cominciato a zuppare macchine, cristiani, che ha già combinato. Ah, mannaggia Cardarello, tu che hai combinato? Che hai combinato? Questo non li fa. Per me moglie mi appacca. Per me moglie mi appacca, mi sono troppo scemo. C'è una pallomma. Moccio di prima gente da credere che si giocata. Lo passo fa che fa. E siamo perduti tutto quanto. Ma chi è? Ah, là stanno 3 brigadieri. Hanno avuto a presi tu, si giocata veramente. Oh, ci topoli, nel momento ci stanno i brigadieri. Stai a parlare quando si trasuto, quando te le radici, rassetti. Oh, giocata per bene. Mamma mia. Ah, vostro marito. Così dicono, signora. Però in effetti si vede la fame, si vede proprio la miseria in faccia. E guardate come pallido, Sì, schifo. avete ragione. Sì, Che sì. pallone, un uomo distrutto proprio. Sì, signora, avete ragione. Io prima non lo tenevo questo pallone. Quando mi è uscito così all'interessato, prima era solo un frungolo, avete capito? Quello poi man mano si è gonfiato. Ma no, il viso distrutto. Ragazzi, ma che faccia di La faccia. E che faccio anche? Chi la sa? Chi la conosce? Io devo andare a fiducia. Io potessi che tengo la faccia di un nero e non lo saccio, avete capito? Avete sentito? Si crede che ha la faccia di un nero e non lo sa. Ma nero per modo di dire. Io potessi pure che tengo la faccia di un cinese, la faccia di un indiano, potessi pure che tengo la faccia di un mongolo, hai capito? E io non ti avessi ritto, no? Che mi aveva sposato un mongolini, no? Che ne saccio io? Signori miei, io ho nato proprio così. È andato così. Io potessi pure che sono brutto e non lo saccio, avete capito? No, tu sei bello, bellissimo proprio. Madonna mia, ma no, i tanti tuoi occhi non ne potremmo fare però. Però queste cose veramente mi squartano il cuore. Sì, a me fanno barcollare le gambe. A me invece mi scuotrono il pentimento. A me invece mi fa la gira stomaco, signorina. Chi è bellino, fate che so qua. Sono un bell'uomo. Don Gennaro, voi non siete un bell'uomo, siete bellissimo. È bellissimo. Anzi, Don Gennaro, voi siete simpaticissimo. Sì, e che mi porta a me, bella amica, che mi porta a me. Carmela, Sì. dillo tu, qual è il mio motto? Qual è?
La vita mi fa schifo e la morte mi fa paura. Una frase lapidaria. Che padrone maresciallo, un lampadario, non piglio un lampadario. Noi teniamo manco. Vabbè, Gennaro, permettete qualche domandina? Come maresciallo, voi siete padrone, come no? Grazie, grazie. Dite. Allora, partiamo dalle cose basi. Sì, Lei come vive? non ci capite, che posso sapere? E niente, ma sapere tu come vivo? Come vivo? Come vivo? Maresciallo, pure io che vivono come all'altro, come ci vivono, come vivo? Chi sei pure analfabete? Voi come vivete? Che si voglio sapere? Gennaro, senti a me, o maresciallo vuoi sapere, tu come vivi? Ma maresciallo, mi vuoi spiegare a modo mio? Allora, io mezzogiorno, quando mia moglie mette un po' che è nostra a tavola, no? Allora, se la nostra è buona, allora io faccio un solo sorso e mi fa finire tutte cose qua dentro al cannarone, vedete? E scende bella fresca. Mentre invece è buona che questa signora che mi porta la nostra un po' più d'acida, allora che faccio? Io bevo e esplodo. Bevo e esplodo, avete capito, maresciallo? Questo è pure un ubriacone maledetto, vabbè, lasciamo stare. Valete, abbiamo scherzato. Signora, passiamo alle generalità. Come si chiama sto cristiano qua, No! Come no? No! Come no? No, a me non me la potete chiedere questa cosa! E chi ce l'ha? Gli fatti Io non vi posso rispondere a questa Ma domanda! perché si dice? Gli fatti pigliare con la moglie. Gennaro! Dice a Gelle tu come ti chiami? Ma perché? Ma come si chiama? Infatti che nome impronunciabile sa quest'uomo? Maresciallo, scrivete. Sto scrivendo. Io mi chiamo Gennaro Belvedere. Belvedere. Quando è sfottuto da culo? Fu Lucio e Maria Quattrocchi. Quattro occhi. Hanno casato proprio a Napoli. E qua siete nati a Napoli? Sì, a Bella Vista. E te lo vedo. E facetemi sentire quando siete nati. Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Posso devi scendere. Basta, il poverino è chiaramente contrariato da tutte queste assurde coincidenze. Certo. Don Gennaro, non fate quella faccia. Abbiamo finito. La faccia. Ma quale faccia, signora mia? Che le ha fame, Sembra. Che teniamo sempre fame in questa casa, sempre! Io oggi domani, Esco, oggi a fare un servizio! Io già sono da spezza e coscia! Ma non sto andando a fare quello che penso, spero. Ah, quanta male! Carmela. Senti un po', ma Sì. perché un maresciallo con le due brigadiere qua mi stanno facendo tutte queste domande a me? Perché tu non sai niente, No. questi tre dicono di aver sentito delle male lingue che hanno detto che tu non sei un giocato originale. Gennaro ha detto che si lupuzzò. Ma un maresciallo che i brigadieri ci vedono pure. Non c'è male. Ma ci vedete proprio buono. Abbastanza. E vedete non sono proprio salsiccia, già te ci faccio. Ma che sto sti cose con noi? Orazio, Sì, sai cosa ti dico? mettete lì. Che la sembra. A quest'uomo doneremo un cane duro. No, tu canamezzo, no, mi metto un regalo, Carmela, che le cane si mangiano le stracciate, Carmela, la può canamezzo. Ma noi ci pure mai fammi noi armare a mangiare pure la cane. Ma non ti preoccupare, né pensare che sti qua. Guarda, no. Che fa? No. Guarda la tua mogliettina che fa. Ti metto un bavaglino e ti va a fare pappine. Ragazzi, gli mette il bavaglino. Ma che ne sapete voi? Io marito mio ho tratto come una creatura. Guardate, c'è anche scritto non mi basate, mamma mia, Non lo baciate. che Non lo baciate, non è bello. Oh, ma che sta fatto sotto l'olio? Il bavaglino mi dà la signora Bondarbicola, quando leva la figlia mi dà a me. Gennarino, Sì. vuoi sapere la mogliettina tua che ti va a preparare? O pane guatta. Un pane guatta, con permessa, Signora, lei ha tutta la mia comprensione. Signora, la mia vita potesse essere una telenovela con 8757 puntate. Colleghi, questo è il caso più triste che abbiamo mai incontrato. Bisogna che facciamo quella cosa. Aspettate un momento. Che cosa? Che volete farmi? Aspettate,
aspettate e vedrete. Orazio? Sì. Vai subito a fare quella telefonata. E vado solo io, voi non venite. Sì, la povera Elisa vuole approfittare un attimino per controllarsi. Ma morire addosso da stamattina. ok. E siamo noi due donne e Don Gennaro. Quando quella è come se non si fosse. In effetti, va bene, allora vado, l'ammazzo e torno. Un momento. Andiamo. Su Don Gennaro. Ma che felicità, Claudio. Voi non ci crederete, ma adesso voi avrete proprio una bella sorpresa. Volete fare la sorpresa a me? È una bella cosa. Abbiate fiducia, abbiate fede. Io vi dico che voi vedrete, cioè capirete. Vedete? Casalerei, non si vede, sono scato. Don Gennaro, noi abbiamo un progetto. Ma che sei? Ma voi sarete Non mi piace capire buono questo progetto, ma se non me ne vuoi come me voglio sabato. Sicuramente sarà da un po' forte. Piano, del resto vuole solo la vostra felicità. Don Gennaro, io non so come vi vedo, ma vi sentite bene? No, non ti preoccupare, sono una bellezza proprio, una bellezza, non ti preoccupare. Noi quando passiamo con l'identità vediamo anima e corpo. Anima e corpo. Sì, corpo e anima. Ma l'anima gli va viva tutto e due, mica da combinare, questo progetto è bellissimo. Questo progetto riesce a sollevare i poveri cecati come me. Ah, lo sta, signorina, lo sta. Bella, signorina mia. Ma non siate impazienti, aspettate. Signori, i sono cecati. Ma non so fissi. Ah, non sta, signorina bella mia. Madonna, dove sei? State qua. Signori, forse un'ida capitino voglio a voi. Vi fate a fare là, vi voglio a questa cosa. Tu mi fai una vista a me, tu mi fai una vista a me. Madonna mia, Madonna Santa Lucia. Madonna, fammi che le capo tu. Santa Lucia! Fammi perdere la vista! Ma che siete, da? Ma che stai come Sausto? Stai unito per padre! Io vi posso spiegare. Ho spiegato! Uè! Sti due puzzuletti, ma che cecate fanno sta qui? Signora, ma che avete capito? Io mi sentivo pure addosso. E tu volevi con marito, ma vorrei! Ma cosa avete capito? Ma può farci la corda! Che cosa sta E voi, che avete fatto? Ricorrete a questi mezzi porcografici per presione e ci dà veramente! Oh, signora, io tenevo una pulce addosso. Venivo, non si può! Facciaci il Ascoltate gente, porto la buona novella. Sta fatti, è arrivato all'Arcangelo Gabriele, vai. Che succede? Grazie per la terribile qui. Non ci pensate, non fa niente. Che hanno sempre ammazzato, guarda che... Calma tutti, calma. Allora, domani il dottor Ciacacciò partirà con urgenza per la Svizzera. Quindi se si deve fare la cosa si deve fare oggi. Don Gennaro deve entrare in clinica oggi stesso. Questa è la condizio sine qua non. Non ci capisco. Ah già, la clinica cazzo è canone, che ci fa? Ma che felicità, ma questa è una vera fortuna. Su, signora, facciamo la pace. Io ti faccio un po' fatto qui nel caso. Ciaca, ciao, signora. Ciaca, ciao. Signora, questa era la sorpresa, la grande sorpresa. Ma chi è stu caga sotto, dominicano? Questo è il più grande oculista al mondo. Bisogna esultare di ciò. Sì. Don Gennaro, voi non sarete più cieco. Noi vi faremo operare. Siete contenta? Io sono contento. È che io, in questo momento, mi sento tutto in sala nuda. Non vi preoccupate, signora, ora vi spiego tutto io. Accomodatevi, che mo vengo io. A che arrivo? Accomodatevi nel frattempo, signore. Dovete sapere che abbiamo anche il donatore. Un uomo buono che ha lasciato detto, se io muoio, date i miei occhi a un cecato. Ti sei muoio, Gennaro. Ma è morto sto morto? No, c'è l'uomo, ma così, allerta, era vivo. No, dico, E come ne può? è un morto fresco. Sì, no, l'hanno scongelato ancora, come non è fresco? Quello l'hanno ucciso stamattina a Santa Lucia. Ma no, anime papà! Capite?
tortuosa. Tu, dovete essere contento! Sarà un intervento bellissimo! Cacasoff è un maestro! Signore, ma volete capire buono che ci fa la ciaca cioppa vostra mattina? Carme, tu hai capito buono a me che mi fa stu qua la carciofola? Signore, qui ci leva l'occhio malamento, ci mette l'occhio buono! Ginnà, io l'ho già capito che ti fa caccazzoffa, ma tu hai capito veramente che ti fa? Come non l'ha già capito, Carme, l'ha già capito troppo. No. Poi finalmente vi potrete guardare allo specchio e vedrete che non siete nero! Cinese? Mongolo! Aspettate un pochino, no? Io ho pensato, ma non ci potevo pigliare con un curillo di tempo per pensare? Qualche giorno, qualche settimana, qualche mese? Vicino a Mesi? Anni? Ma voi siete pazzi? Ma voi siete veramente strani, signore! No, ma che stiamo dicendo? No. Voi grazie a Ciaca Ciop vi guarderete allo specchio e finalmente... l'onore mi sputa E dove lo troviamo un altro Ciacacciop che oltretutto vi opera gratis? No! E che lo se ne va? Uè, chi? È un grande professore. E infatti, poi come ti chiamo? Cacasoff! Rimane un nome tu. Ma che stiamo a pazzare? Che ci diciamo? Aspettate ad accennare che sta comoda, non si fa. Signora, ascoltate me. Fatelo mangiare, preparate le valigie e soprattutto pregate. Sì, noi veniamo, lo preleviamo e se lo portiamo in clinica! Cari miei, i giornali parleranno. Ci credi. Sì, parleranno di voi, di noi, di Ciacacciop. Oh, com'è bello quando si può fare una bella opera, capito? Non ci va! Ora! Elisa! Andiamo! Carme, si tre scemi se ne sono chiusi. Se ne sono chiuso, Sì, Carme, io a tu caga carciofalo, non ci va, non ci va. Ma te sta zitto, perché ha ragionato. Ah. Io ho già ragionato. Tu hai ragionato? Tu? Ha già ragionato, ha già pensato. Che la mugliere ma quando dice da pensare cosa sta succedendo? Ci guarda. Parla agnese. Ha già pensato. Da pensare. Ho pensato. Oh, come si sente così bene? Incredibile. Quando mi si può essere? Che cosa? E carcere, 5-6 mesi ne fa. E non ne parliamo più. Che sta pensando che fa? E sta fa schifo sta pensando, Carme, ma quale marcia? Metti Cacasoff. Tu non hai capito niente? A me non me ne fotte sto paga carciofalo! A me mi fotte l'assassino, capito? Perché quello mi vuole ammazzare, capito? Lo può tagliare ma coppa culla! Mannaggia, mentre pensavo che passaggio mi ha già scordato l'assassino. Tu mi so quando dici, già pensato, io mi preoccupo più assai perché tu ti perdi cose in tuo medio, tu ti perdi in accusatura, Però io fornisci, ma secondo te, la Napoli è così grossa, tanta napolità, chi si sa presente proprio il caso? la sorte che tengo io! Sentite a me, c'è sta una signora in tuo quartiere e sta spiando tutto quando voi state a casa. Ma che stai dicendo? Ma chi è sto signore? Va domandando, no? Ma sapete, cercate di andare così a roste casa. Madonna mia, tu che E non ti ha stamata e non ho sapito come si mi do quartiere. Non conosci mai niente e non sapi mai nessuno. Madonna, brava Pasquale, sentimi un po', ti ricordassi come stavo questo signore, come era fatto? E io poi l'ho già vista sfuggita, poi vi ho sapito, no? A me mi piace essere riservato, però può essere come un ricordo, vabbè, facetemi pensare. Pizia. Guarda che a me era un bello mezzaluso come marito vostro e tenevano un vestito a righe gesso, la camicia bianca con la francese, la cravatta rossa e pure un fazzoletto in bietta e cazzettiello scuro e pure un mocassino pero. E una Carmela teneva una cosa con marito vostro non teneva. Sai pure tu cosa sa? Così dicendo con più braccia. Pasquale, ha mutande colorate nere. Anche ne so, che ti riservato, modestamente, io a gente non ci faccio fotografie, ma ci faccio radiografie. Buona giornata. Guarda a me. La radiografia che ci ha fatto Pasqualino a Chilo Cristiano assomiglia all'assassino? No? Assava, ma non mi ha bene, ti ringrazio assai.
trova che sta a me, no! Oh, come ha fatto a te trovare? Come ha tu fatto? che mi sa fame in per mezza vita, poi hai pigliato tassisi, che sarà fatto, dato tassisi, c'ha dato 20.000 lire a rittenere, ha riposato a quello che batte nel ciollo nero, e è arrivato fino a casa. Aspetta, non è così. Come non è non è così perché mo mi sto ricordando. Eh. No, chi lo tassi mi ha fumato mezza piazza. Io sono sceso in macchina, ma ci ho fatto tutto questo per e sono tornato a casa. Chi lo sapevo quartiere, ma non sapevo a casa. Allora che ti preoccupi, in quartiere non parla nessuno, qua c'è sta l'omertà. Com'è? Non parla nessuno. Cucini, palloncini, a buffata per sbuffare. Gennà, allora se tu non parliamo proprio dell'assassino, se tu ci fanno passare 10 ore, a sitte di cavoli, e zitti, non parliamo proprio. Ci fai quello che sto passando io. Ah, bella. Madonna, non sono contenta. Non sono contento. Tengo una fame, vuoi mai pittata la viaggio mangiare? Il ristorante è chiuso oggi. Non vi preoccupate, offro a tutti quanti, offro una bella pizzica e 20.000 lire che mi ha dato un signore. Un signore? Quale signore? Quale signore? Praticamente è stato proprio un buon more in da piazza, come nostro solito, no? Noi ci siamo appiccicati. E allora a me mi asciutta la bocca, ma tu chi ti credi essere? Ma tu che ti già fa? Tu, tutta corsa, sembra solo Roscicati, Santa Lucia, sì! Non posso come stupizzisce. Chi sta tutto rispetto che chi le danno per te professore? No, io l'ho già risposto. Oh, che tenari ce ne sono? Che se me ne schiaffava a me? So, C'è che l'eri, fammi sentire sì. Che sembra sorella. morte fame. Vada là. Tu, se non trovano queste fatiche, Sì. sei la stessa fine, frate. Dopo attieni che ho pernato che Santa Lucia. Che se sono soddisfazione? Zitto bellino. Torniamo a fatto signore. E praticamente questo signore stava là e ha detto tutte cose e è venuto vicino a me e ha detto giovanotto, ma lei sta cercando un lavoro? Ditemi dove abitate, a così mi hanno chiamato. Zerietto, ce l'hai ritto? Ma signore! Passa fa una Papà, ce l'ha già detto. E quanto basta la capita sto corniciere? Ce l'hai detto tu? Tu ce l'hai detto? E fammi sentire che l'hai detto. Oh, c'è una giornata di indirizzo. Io l'avevo scirrinda a culo quando era appena no! Non ci dopo le giornate di tristecca! Ma che combina? C'è una però un cazzaso. Che era un signore tanto per bene. Sì, è come se aveva vestito questo signore. Aspetta, fammi ricordare. Teneva una bella zella con Matteo, frate. Poi teneva un bello vestito nero a righe e gesso. Una camicia bianca con quella alla francese. Un mocassino nero per. E ho scelto. Utilizzando il corporale. Oh, conosco! Lo conosco! Ultimo sto nuovo, come lo conosco! Che lei è isso! Non si toppa lei! Uscino, ma sempre stuta così, Ma si capisce tutte cose, allora chi sta pigliato simpatia di lui, ci ha accattato palloncino e mi ha dato 20.000 lire e noi per la gioia abbiamo fatto pace. Ma come si può fare, come si può fare? Un quartiere sano ne ha parlato, hanno parlato proprio loro, hanno parlato. Carme, chi le giudo? Se vennetta a Cristo per 30 anni. Tu avrei così di scemo, se venivano a me per 20.000 lire! Ma sta miseria, papà! Ma che ne hanno fatto innocentemente? Ma tu la mira assorto, si mette pure in un cutello dei capelli. Quelli sono scemi. Perdono. Ma però, ha già pensato. E quando ha già pensato, vado a sta zitta. O se c'era boccato, Perché? Perché chi è che ti risolve i problemi? Sono me. Chi è in questa casa? Chi fa qua? Io fai qua. Ma che stai a fare? Volevi leggere i pensieri tuoi? Hai come scemo vuole leggere i pensieri miei? Ho pensato. come si assetta a così pezzi, sempre. Gennà, c'è la protezione in un boss. Ma perché che è successo? È successo? Perché voi tutti e due siete due scemi. Stamattina due gangster, mezzo Santa Lucia, sono sparate. E mo chi che non è morto va trovare a frate dopo tutta Napoli. Perché frate era l'unico testimone. E ho ucciso! Ma no, frate mio! E allora hai detto questo lungo la testa, frate mio. Non vi preoccupate, ci penso io. Perché?
io tengo la soluzione per voi, Don Gennaro. Io tengo l'amicizia con Peppe l'immortale, i suoi chiami. E chi si permette di venire qua a voi? E ci vedessi chi? È morta la settimana passata la stazione. Voglio. Tu sei troppo scemo, ma non te la meriti nessuno. Mai. Ma no, perché Gigino 7,5 fosse fesso. E si prestasse. È morto 3 mesi fa mezzo Carmine. Io dovresti studiare un fascio. Non vi preoccupate perché tengo la pezza a colore per voi. Speriamo che non è una più come te. Andaci su Raís. A Natale. Insieme ai capitoli l'hanno No, ho mettete una bomba che passa per coca. Zeri. Ma mezzo tutti questi amici morti dei tuoi, no? Si vive proprio solo tu. A chi sorsi la Pasqua, Carmè, un vostro piccolo però. Don Gennaro, mi avevo scordato il più importante. Uè. Totoro Futuso, detto Sandokan. Aspetta! È che l'uomo rosso di miei muscoli! Bravo e bravissimo, kill, si mangia i cani viva. Questo è buono. Risi. Oh Gennaro, faccia fare un mosciato. Che? Ma è una cosa che i film non possono sentire. Esatto, solo lui. Tu e tu siete femmina e già da fare servizi perché hanno parlato loro. Cessa là tu, cessa. Cessa anche tu, per favore. Allora, oh Gennaro, io praticamente una volta gli feci un bel piacere, ma rossa assai. E praticamente io una volta ci rietto un bello bicchiere d'acqua. E su bavetta sana. Fino all'ultima goccia. Tutti scemo proprio! Ma non le pigliate qui! Che ne sacci? Veramente, voi mi dovete credere a me che chi le tiene in mano l'onco, volete sapere come gira all'avversario? Come ci- Come gira all'avversario? Ce n'ha! E mette la mano a bocca e va a smettere! Ecco la sono guapo, che va! Oh, vai a chiamare! Va a chiamare! Zeri! Non ti scordare! Tenga i piedi, ci fai mangiare! La miglior pizza! Chi lo vuole a cirro frate che lo vuoi a mangiare? Ma fornisce! O vero che Anzerino ti sta salvando? Ma non ne hai capito che se Anzerino ti porta un foto su qua, tu hai voglia di Carmen, lo ti dico una volta. Eh. Io do caga carcioffolo, come si chiama chi? Non si fa! Oh, però tu come sei venuta a procontruzza? Ma secondo te, lo scienziato che la manè, che fa venire vicino a te, te la lucchi buona, e poi ti ti ne fa zaccata, e non se ne accorge che tu ci vivi. Aia! Chi le scegliate sono pazzi, come si chiama? Gli scienziati sono pazzi, capito? Si chiede fare l'esperimento con la mia, chiaro me ne fu, chiaro? Tutti chi? Dai belli la coppa barrena, inizia a correre e dice, miracolo, io ci vedo! Perché non stai tu là, Signore, eccolo qua! Cazzo passa noi, non le pigliate! Don Gennaro, donna Carmen, vi presento Totoro Futuso, detto Sandokan. Oh, ma non so più Totoro. Quelli lì ganci! Santosa prediletta, hai voglia ricca! Guarda! Puzzo schiatta, mi hai fatto fermare! Posso Betty! Capir Betty! Hai capito? A tramma birra come bevi! State zitti, non vedi come è troppo cattivo chi va, vatti a presentare! Vatti a presentare! Metti paura! Perché tu sei io e tu! No, ma metti paura! Vatti a presentare! Aspetta, Va. È cattivo sta attacco? Morda! Scusate tante signore Santocane, Santocane, io poi scusate veramente se io ho venuto piano da voi, perché io ho tanta paura, mi metto paura di voi.
Paura? E che significa questa parola dinanzi al mio cospetto? Ma non si ma questo come parla bello però, parla troppo bello. Zeri, ma tu ce l'hai ritta allora? Dai, cane, mi mangia viva. Sì, ci ha detto. Io, Eliuna, mi spognerito il latte a prima mattina. No, per me. E non ci rimane né pilangando, poi. Chi sta spenne sale come un mullastro, ma non la criniera come fa? E comunque, l'amico Zerillo gli ha raccomandato. E vi voglio dire che da questo momento in poi siete sotto la mia totalitaria protezione. Donna Carmelo, c'è da Sandokan, io re le boss. Senza offesa, io a mattina scengo con la giacca e la piccica. Guardate qua, guardate. 2 coltelli, 2 pistole, una bomba a mano. E che se mica è Sandokan, che sta è Rambo? Che sei un kamikaze. Oggi non state tranquillo, io adesso devo andare. Ho altra gente da difendere. E ricordatevi che agli cani mi mangia viva, la faccio tutto un bistecco. E pigli un pullastica. Donna Carmelo, io, Eliuna, mi spognerendo il latte a prima mattina. Guarda, cattò! Donna Carmelo, dove andava, ci salva. Grazie Totò, grazie. Pupetta, andiamoci a mangiare pizza. Amore mio, Andiamo. Gennà, Carmè, io non la mangia una bella pizza. Vabbè, io non posso capire. Uè, dici Gennà. Da rimaniamo sorella in casa. Gennà, io mi picchio la marinara. Via focaccia. Cata. Hai visto che ti dà portato zeri? Già visto. Chi è cattivo, sai, mi spaventato, guardate che da sempre urla. Che a me, dicevo quello che vuoi tu, e a chi lo vedi mi dice. Ma quando mai? Ma manca chi ti possa proprio grazie a te. Chi ti protegge, ti tranquillizza. Vabbè, perché solo perché me l'hai detto, già. lo voglio tranquillizzare. Già. Stiamo se ne Ma vuoi. la cosa bella che può fare, che si cana, no? Si mangia sana. No, anzi, prima che cana. E fa così a fettine, fa... Come la bistecca. E ce l'ha, ma perché? Ha detto, ma quando sono mangiati, ce l'ha. Guarda, so Carmen, non sai come te vedi. Ce l'ha. Mamma mia, tu non mi puoi vedere, perché tu sei giocato. Scusate, se c'è da sulla così. Chi è? Chi è? Prego, signore assassino, prego. Ma che state dicendo? Volevo dire assettatemi. Ma c'è aspettato? Sì. Tu a me mi conosci? No, io che non so, perché non si vede, non si capito buone chi siete. Aspetta. Carmen, io parrucchiare Sant'Elice. E fosse un parrucchiere Sant'Elice secondo te? Vabbè, però tenete proprio la faccia bravo come il parrucchiano di Sant'Elice. Guarda un po' me, che tu a me mi conosci. Aspettate un po'. Ma che si crea? Penna stenografica! E se ne rituttelle che non spara. Oh, allora siete un signore che viene passato per credo! Dalla bancarella di tuo Carmine. Ma perché qualche volta mi ha visto mezzo caro? Santa Lucia mia, come mi faceva bere? Che sto marito non ci vede, non ci vede! Capito? È meglio che arrivi questa volta. Che dovete? E allora se voi avete chiuso la porta, io tengo 2 servizi a palla, marito mi dice che non ne ha preso. Che tuo sangue caro vai! Carmela, non mi devi abbandonare. E se poi mi scappa la pipì, chi mi accompagna in bagno a me?
Ma perché solo vostra moglie mi accompagna in tuo bar? Sempre, sempre. No, mi dite accompagnare pure lui. Io? Ma siete soli in casa? Non ci sta nessuno qua? Ma che sta dicendo chi sta? Ma voi lo sapete che a casa ti c'è cato? C'è sempre gente! Allora, io non so che loro si fa la partitella a casa! Io mi ho già scordato! Io c'era portato un caffè, aspettate! Carminiello Delinque! Beppo Vava! Giovanni Malamè! Ma vengo io! Vi porto un caffè, vengo subito! Ma quanta gente sta in sta casa? No, quelli si stanno facendo una partitella a carte con 2 carabinieri a cavallo. No, però sono scesa con poco cavallo, i cavalli stanno in 2 cerchi. In un giardino. Ma non ci devi dire che c'è sta pure santo cane. Chi le si mangia i cani viva. Ma scusate, io sono trasuto. Ma voi non fate domandate? Di chi sono? E te la dico, vuole dare, io non ho questo cristiano chi è. Ma voi mi dovete credere. Io ti devo un coppa a pizza la legge. Ma che sti chiede? Tu stai malato. Ah, per me, io mi regala mutuo. Mi sono venuto a fuoco trovo. Tu stai per morire. Però la vita sono te, gridami che te. Dottore, dite tutta la verità. Io la già sapevo se rimango vedova, ma già organizzato prima. Dai, che ci vede meglio di te. No, ma vi sta ingannando a me per tutta la vita. Sì, signore. No. Dai, che ci vede e che parla. Ma che ci parla? Io sono muto, voglio dire che sono cieco. Ti faccio i miracoli, li faccio tu una lista e giocare. Gianna, ma ho già capito chi è. Chi sta cacacciando? Che carciofi. Vuoi che fanno bussare? Sì. Vieni a qua, io vado a nascondere da poco. Stai zitto, non c'ero 48. Non dici neanche una parola, che la faccia zumba tutte il cervello. E ci vuole. Tommaso! Fattela nuova! Bella vita, ma che ti sorridi? Ma che succede? Oh Gianna! Aiuto te a Gianna! Hai alzato, venite qua! Tommaso, Tommaso, guardami! Noi siamo chiusi dentro. Perché? Perché di qua c'è corrente. E sicuramente vi scordate la finestra aperta, ma chi va a vedere Gianna, ma mi facevano in terra! Tommaso! Ma voi non sapete che è successo stamattina a parte Santa Lucia? Che è successo? Qui, proprio dopo che arrivavamo, mettete voi! Che successo? Un Gesù, chi dannarci sa nonna? Tommaso, basta! Non lo vedi che mio marito si è spaventato? Guarda come sta mio marito! Ora Cristiano, chi aveva ragione? Chi ne sa l'ha visto tutte cose? Dove pastor vuoi, tu mai non ci vedi? Sono scioccato! Non dice a me che ti accompagni tutto il mattino! Ma che Ma non lo sai che mio marito non ci vede! Non ci vede! Tommaso! Ci sta qualcuno? No! Qui. Oh! Ci sta qualcuno? No, Tommaso! Andrite, guarda a parte lì! No, io me la c'ho io! No, Allora, mattina ne prenda la sera! ma devi dare sa! Ma non andiamo a me! Io sono con tutta la roba rubata buona! Ma me la c'ho io, come pensavo! Tommaso! Ma io ci ho fatto una bella parte delle carte, sai? Con Ferdinando Cric e Giovanni Girabacchino. Per me, hai mandato tuo meccanico qui. Se ne erano andati tutti quanti! Pensi? Ma mi devi dare un scemo? No. Ma pure via tu! Ehi, tu a me non mi fa! Tu ci vivi! Carmelo, aiuto, No, io me lo giuro sulla vita di mio marito, ma non c'è vero, marito mio! Ancora per poco! Perché fra poco vedrà tutto! No, io non voglio venire di giù, perché la vita mi fa schifo, la morte mi fa paura. Ma che sta gente? Ma come chi sono? Questi sono 3 assistenti sociali che sono venuti qua per prendere mio marito e portarlo in una clinica perché ha un'operazione agli occhi. Ce levano quelli cattivi e ci mettono quelli buoni. Bravissimo, brava. Ma allora chi si è ciccato veramente? Su, bisogna fare presto!
Cagasoff, si aspetta, Ho previsto anche questo. No, marito mio! Anche con te, non ti preoccupare! Sì, che me voglio sulla te, voglio sulla te. E dici su? Io sono il compare. E tu la stai sulla te? No. Cioè no, io lasciavo quando su qua per carciofle ti stracci su occhio fraccio. Invece no, io non te lascio, starò sempre con te. Come? Ti sto pure. Ambulanza! Rifocilliamoci al foyer. L'officina Geni Attori riaprirà il sipario fra 10 minuti.